C'è preoccupazione a Catanzaro per la sicurezza. Dopo il tentato furto in pieno centro nella gioielleria Arcade, una rapina è stata compiuta nel pomeriggio di martedì nell'agenzia della Banca Carime, vicino al tribunale. I malviventi hanno trovato all'uscita però i carabinieri che, dopo aver sparato alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, hanno bloccato uno dei rapinatori recuperando il bottino che ammonta a circa 80.000 euro. Gli investigatori hanno avviato le ricerche per rintracciare il complice del rapinatore già bloccato. I cittadini intanto chiedono maggiore sorveglianza. È andato alle poste centrali di Cosenza ed ha chiesto ad un impiegato di cambiargli un assegno di 39 euro e quando gli è stato risposto che non era possibile ha preso un palo utilizzato per delimitare l'area d'accesso agli sportelli e l'ha utilizzata per devastare l'ufficio, mandando in frantumi tra l'altro i vetri di alcuni espositori e danneggiando suppellettili. Protagonista della vicenda un disoccupato di 34 anni, Luca Algeri. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti di quartiere e del reparto prevenzione crimini e posto ai domiciliari con l'accusa di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Il Comitato dei lavoratori delle Terme Luigiane, con circa 250 dipendenti, scende in piazza davanti all'assessorato alla salute della Regione Calabria, rivendica le spettanze pregresse, ma soprattutto certezze per il futuro. Sono ormai molti mesi che i lavoratori impegnati nel comparto termale calabrese non percepiscono il loro stipendio. Sono numerose le richieste di incontro tra i rappresentanti dell'istituzione regionale e le imprese termali, alcune delle quali attendono di vedere saldate le loro spettanze dalla Regione addirittura dal 2004. Si è tenuta oggi a Crotone la conferenza stampa relativa all'evento SIAFTOIL. Il progetto Southern Italy Agro-Food and Tourism, giunto alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di sostenere le imprese operanti nei settori agroalimentare e turismo attraverso specifiche azioni di incoming che interessano, tra gli altri paesi esteri, anche Germania, Canada, Cina e Brasile. La tappa crotonese dell'evento, dedicata alle produzioni olivicole, ha dato l'opportunità alle imprese del territorio di far conoscere le eccellenti produzioni tipiche dei nostri luoghi ai buyers stranieri che hanno partecipato all'evento. Una macchina sempre in movimento, quella messa in piedi dal sindaco di Cosenza Mario Chiuto sin dal suo insediamento, il quale ha puntato tutto sull'idea di città ecosostenibile e creativa. Il prossimo progetto prevede il restauro di 15 monumenti cittadini. Restart, questo è il nome, ha come finalità la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città. I monumenti cittadini saranno interessati da interventi di tipo conservativo, preceduti da alcuni esami diagnostici, e saranno sottoposti ad una fase di riesame storico, archivistico ed iconografico. I lavori inizieranno il prossimo 11 giugno dalla fontana Ippogrifo e Balilla in piazza Crispi e dureranno complessivamente 18 mesi.